Dopo ore di angoscia per la possibilità di un disperso, si è chiarita la dinamica dello schianto mortale avvenuto ieri sera intorno alle 22 lungo la strada Romea a Codevigo. Il motociclista deceduto era da solo in sella alla sua Yamaha. La vittima è Giovanni Luca Lomartire, 41enne, residente a Monfalcone ma originario di Taranto, impiegato della Guardia Costiera. In un primo momento si pensava che ci fosse un altro passeggero in sella alla moto e i vigili del fuoco hanno cercato a lungo nel canale nuovissimo che costeggia la Romea nel tratto in cui è avvenuto lo schianto. Il dubbio dopo il ritrovamento di alcuni oggetti e in particolare di un secondo cellulare che ha fatto supporre ci fosse un'altra persona. Dubbi che però intorno alla mezzanotte sono stati fugati, confermando una sola vittima, lo martire appunto. La dinamica dello schianto è stata ricostruita dai carabinieri di Pieve di Sacco e Codevigo intervenuti sul posto. La Yamaha del 41enne viaggiava da Chioggia verso Venezia e quando stava per affrontare una svolta verso Rosara ha urtato contro uno scooterone guidato da un 33enne vicentino che proveniva dal senso opposto di marcia. Ne è seguita una carambola violenta che ha coinvolto anche un'auto e un camper. L'impatto non ha lasciato scampo al 41enne che è stato disarcionato ed è morto sul colpo. Illeso invece il 33enne è risultato anche negativo all'alcol test.